Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon sabato 10 agosto, San Lorenzo, una nuova edizione di Focus TG, un'ora da trascorrere insieme, naturalmente come sempre il punto sulla cronaca di queste ore con collegamenti dal territorio che si incentreranno naturalmente sugli episodi. Andremo tra pochissimo a Padova per la rapina che si è perpetrata in un supermercato di Vigonza, ma poi faremo il punto sul traffico perché oggi naturalmente oltre al caldo crescente e a queste giornate bollenti che si preannunciano verso il Ferragosto, c'è poi naturalmente un weekend davvero da bollino rosso che è stato funestato questa mattina anche da un maxi incidente lungo l'autostrada A4 nel tratto di San Donà con 12 feriti addirittura, fortunatamente non gravi, ma potete immaginare il caos, e code, rallentamenti, incolonnamenti sono segnalati anche verso la montagna, quindi tutta una situazione complessiva molto problematica mentre le città si svuotano appunto vista l'ondata di calore che sta arrivando. Allora io ringrazio intanto in regia Mattia Pizzaia e Simone Merlo. Iniziamo, come vi ho detto, proprio da Vigonza, dove il nostro Francesco Rattai insieme a Cristian Roque Allende ci racconta quello che è successo in un supermercato ieri sera appunto di Vigonza, una rapina a mano armata che ha seminato naturalmente il panico tra clienti e dipendenti del punto vendita che erano presenti al momento dell'irruzione dei banditi. Sentiamo quello che ha raccolto il nostro Francesco Rattai. Siamo a Busa di Vigonza, nella prima cintura padovana. Ieri sera, verso le 18:15, una rapina al supermercato che vedete alle mie spalle. Due uomini col volto coperto da una mascherina, con due cappellini calati in fronte. I testimoni raccontano di un cappellino nero e un cappellino rosso. Sono entrati, avevano in pugno un'arma, non si sa ancora se fosse un'arma giocattolo o un'arma vera. Questo non lo potevano sapere neanche i dipendenti del supermercato e i clienti che a quell'ora erano dentro. Un'esperienza traumatica, ci hanno detto, non c'è molta voglia di parlare da parte sia dei dipendenti che erano presenti ieri durante quei feroci attimi. I due sono entrati, si sono diretti verso la cassa dove si stavano contando i soldi e hanno intimato di dargli loro i soldi, di dargli le banconote. Un bottino abbastanza misero, non è ancora stato quantificato, è in via di quantificazione, i carabinieri stanno facendo le indagini, si stima qualche centinaio d'euro, quindi non un bottino particolarmente ricco. Qualche centinaio d'euro arraffato, poi sono usciti fuori e con uno scooter sono scappati, si sono dileguati lungo queste vie che vedete qua alle mie spalle. È caccia all'uomo per cercare questi due rapinatori. È un episodio che lascia molta insicurezza anche nei clienti. Appunto abbiamo sentito questa mattina i clienti del supermercato, sentite cosa ci hanno risposto. Tanta paura. Non si è più neanche sicuri neanche andare a fare la spesa. Certo che fa paura. C'è questo senso di insicurezza? Ah, tanta, veramente tanta. Questo senso di insicurezza c'è. Non si è molto sereni in una situazione dove, insomma, qui non molto tempo fa c'è stato anche un omicidio qui davanti, quindi insomma... Sì che sembra una zona tranquilla. Lo è di fatto, però questi due ultimi episodi non lo confermano, insomma, ecco. Purtroppo è la triste realtà di una situazione che in questo momento si sta acuendo, insomma, ecco. Ma qua è una zona tranquilla? Mia mas. Non stiamo parlando di che roba là. Tra altri 2 o 3 mica passa tutti. La chiesa nuova, i paesi nuovi via. Fa impressione. Fa impressione, quell'effetto. Lascia un po' di inquietudine. Questo sempre, una cosa simile che accada non è mai una cosa che ti lascia tranquillo. Speriamo non succeda mai più, sia stato un caso isolato, questa è l'unica cosa.
Ma purtroppo sappiamo che sono giornate queste e settimane in cui i ladri imperversano, vi abbiamo parlato spesso e volentieri, non sono di locali presi di mira ma anche di abitazioni naturalmente. A ridosso del Ferragosto è purtroppo sempre stato così, il fenomeno si acuisce in questo periodo. Adesso andiamo a Villorba perché si riscontrano appunto furti in serie nella Marca Trevigiana, 2 che hanno fatto clamore in queste ore. Allora, Carità e poi anche il centro cittadino che sono stati colpiti dai malviventi, con il titolare della nota gastronomia Le Papere in città che invita a denunciare puntualmente ogni incursione dei malintenzionati. A volto scoperto, senza guanti, spavaldo e forse ignaro della telecamera che lo stava riprendendo, così tra le 3 e le 4 del mattino un ladro si è introdotto nella gastronomia Le Papere di Borgo Cavour, in uno dei salotti buoni della città. L'uomo, verosimilmente sulla Trentina, prima ha forzato la finestra che dà su via Mura di San Teonisto, poi si è diretto verso la zona cassa. Qui ha prelevato soltanto un tablet e alcuni telefonini per poi darsi alla fuga. L'allarme è stato lanciato al momento di aprire il locale, con gli inquirenti che non hanno perso nemmeno un minuto. È stata chiamata la scientifica che ha rilevato le impronte che poi appunto la polizia metterà in confronto con altri furti avvenuti, probabilmente anche lo stesso di Carità. La fisionomia della persona sembra la stessa. Già, perché sempre la catena Le Papere è finita nel mirino il 2 agosto scorso, in quel caso nel locale di Carità di Villorba. Insomma, 2 furti in poco meno di una settimana, con Alessandro Albertini, titolare dell'attività accanto al fratello, che mette insieme le tante analogie. Forzato il serramento, probabilmente con un piede di porco, stessa dinamica esatta avvenuta la scorsa settimana nell'altra nostra gastronomia. A Carità il ladro, questa l'unica vera differenza, è entrato in azione a volto coperto, incappucciato, ma anche qui avrebbe lasciato segni del suo passaggio. Non si esclude possa essere un delinquente seriale, già autore di furti analoghi in centro e nell'Interland. Da capire se agisca con un complice. Probabilmente preso dall'arroganza della riuscita del primo colpo, non si è fatto intimidire. A mio avviso queste sono persone che studiano gli ambienti prima venendo da clienti, osservano probabilmente questa telecamera che è poco visibile dal lato cliente, gli è sfuggita. Arroganza che a questo punto potrebbe costargli cara. Di certo Albertini non intende mollare la presa. Invitiamo tutti a segnalare sempre questo tipo di fatti, perché è l'unico modo di aiutare le forze dell'ordine nell'acciuffarli. A Campalto invece i ladri non sono sfuggiti all'occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza. La zona è diventata un bersaglio anche in questo caso per i topi d'appartamento, con un aumento significativo di furti e tentativi di effrazione. Topi di appartamento immortalati dalle telecamere mentre sono a caccia di case vuote nelle caldi notti estive, quando molte persone sono in ferie. A Campalto i furti e i tentativi di furto sono in aumento. Nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi episodi. L'ultimo risale a ieri sera, quando dei ladri acrobati hanno cercato di entrare in un complesso residenziale in via dei Mirtilli per rubare ciò che trovavano. In questo caso sono stati messi in fuga dal sistema di allarme installato proprio a causa dei numerosi furti avvenuti in passato. Altri proprietari nelle vicinanze non sono stati altrettanto fortunati. Le modalità dei furti sono sempre le stesse e i residenti della zona non vivono in tranquillità. Già a novembre noi abbiamo subito un tentativo di furto. Adesso so che da mesi continuamente e settimanalmente entrano in molti appartamenti. Ne hanno fatto anche uno dietro qui un paio di giorni fa, e comunque anche ieri sera ho sentito che ce ne sono tanti. Nei gruppi Facebook i residenti si avvisano e si mettono in guardia l'un l'altro. La paura di incontrare dei ladri è grande. Può succedere di trovarli mentre si rientra a casa dal lavoro, durante il riposo notturno o quando ci si allontana per fare la spesa. Io vivo costantemente nel terrore, quindi infatti quando arrivo a casa la sera, pur avendo allarme, io chiudo subito gli scuri, vivo al buio praticamente, perché ho paura. Cosa chiedete? Protezione, sapendo che queste sono delle zone battute, di tenere magari una pattuglia un po' più a disposizione, magari qua in zona.
Ladri incappucciati si intrufolano a tutte le ore, ma tendono a fuggire di fronte a sistemi di allarme efficaci e infissi rinforzati. L'amministrazione, consapevole degli episodi, sta valutando il potenziamento del sistema di videosorveglianza per monitorare a distanza e intervenire tempestivamente. Siamo a conoscenza dei fatti gravissimi che sono accaduti ieri nel nostro territorio. Con l'assessore Elisabetta Pesce e con le forze dell'ordine continuiamo a tenere monitorata la situazione, ma siamo fortemente convinti che per arginare il fenomeno della criminalità una delle azioni più importanti da portare avanti sia quella di implementare il sistema della videosorveglianza, come abbiamo fatto negli anni precedenti con l'inserimento di 14 nuove videocamere nel territorio e come faremo anche in futuro grazie ai fondi stanziati al Ministero dell'Interno che ci permetterà di installarne un'altra decina. E allora andiamo a questo weekend di traffico intenso, siamo sull'home page, ringrazio la regia del Gazzettino perché segnala naturalmente in apertura questo maxi incidente in A4 nel tratto tra Meolo e San Donà di Piave, 9 auto coinvolte, qui si riportano 9 feriti, 2 sono in condizioni serie, autostrada chiusa per 3 ore in direzione Trieste, traffico naturalmente in tilt, potete immaginare in una giornata come questa come sta andando. E allora ci colleghiamo in diretta con Filippo Fois che si trova nella sede di CAV per fare il punto della situazione. Filippo, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. La situazione la vedete alle mie spalle con l'ingresso al casello di Venezia, credo sia questo, e è un traffico molto intenso come era da previsioni, però piuttosto scorrevole. Siamo nella sede di concessioni autostradale Veneto e diciamo che qui la rete autostradale può reggere fino al passaggio di 5.000 veicoli all'ora. Questo significa sostanzialmente che a meno che non si verifichino incidenti con il traffico attuale non dovrebbero esserci problemi. Purtroppo però i problemi ci sono stati, non per la rete di CAV ma per la concessionaria Alto Adriatico, con l'incidente che si è verificato attorno alle 8:30 all'altezza del casello San Donà 90, come detto diversi mezzi coinvolti e una dozzina di feriti, di cui 2 in maniera grave. 3 dei feriti sono stati estratti dalle lamiere delle automobili dai vigili del fuoco che sono intervenuti da Treviso, da San Donà e da Mestre con 3 autopompe e un autogru. La notizia che è arrivata poco fa è che il tratto autostradale è stato riaperto proprio pochi minuti fa. Un altro incidente si è verificato, per esempio, si è stato risolto proprio pochi minuti fa lungo il passante tra l'uscita di Preganziole e lo svincolo A27 Belluno. Era un tamponamento tra un camper e 2 automobili che ha creato 2,5 chilometri di code, ma come detto anche questo è stato risolto. Altri problemi si segnalano all'Isert, quindi siamo a Trieste, all'uscita dell'autostrada, alla fine dell'autostrada A4. Qui siamo arrivati a 4 chilometri di coda. È stato consigliato agli automobilisti l'uscita a Villesse. Più o meno questa situazione che vedete alle mie spalle si manterrà per tutta la giornata, quindi un po' di code all'ingresso dei caselli, ma traffico sostanzialmente scorrevole ovunque, a meno che purtroppo non avvengano incidenti come quello che si è verificato, soprattutto quello più grave che si è verificato all'altezza di Meolo. Eccolo qua, allora grazie Filippo, queste le immagini davvero di questo grave incidente. Io ringrazio il nostro Filippo Fois da CAV, naturalmente per eventuali aggiornamenti Filippo siamo qui. Quindi una giornata problematica, una mattinata partita, lo avete sentito già in un modo molto complicato che è destinato in qualche maniera a influire poi sull'andamento del traffico di tutta la giornata di questo fine settimana complicato. Sulle strade succede un po' di tutto, anche quelle secondarie, non solo le autostrade. Andiamo ad Arzignano, dove un'auto è uscita di strada, si è ribaltata in un fossato e sono rimasti feriti i 2 giovani occupanti. Arzignano.
Il bilancio dell'incidente nella notte in via Chiampo è di 2 feriti. Sono i 2 giovani 26enni occupanti di un'auto che è finita autonomamente fuori strada. Il sinistro è accaduto verso le 2. Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che alla fine della sua corsa si è ribaltata in un fosso. È stato così necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dall'abitacolo. Ai feriti hanno prestato le prime cure i sanitari del SUEM subito sopraggiunti, che li hanno poi accompagnati al pronto soccorso. L'intervento è durato complessivamente fino alle 3. Sul posto anche i carabinieri a deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro. Questo Arzignano, ma abbiamo detto che sono le autostrade le osservate speciali di queste ore, in particolare i tratti vicini a noi e quelli in direzione poi del confine del Triestino. Allora, abbiamo sentito il punto con CAV e il maxi incidente tra Meolo e San Donà. Andiamo dal nostro Christian Arboit, che si trova in uno dei punti più problematici per la nostra viabilità autostradale e non solo, perché poi sappiamo che il traffico che intasa le arterie principali poi cerca sfogo o comunque congestiona anche le zone limitrofe. Insieme a Tommaso Migot il punto dalla zona a ridosso di Cessalto. Cristian, a te. Esatto, buongiorno Lina, siamo saliti da poco in macchina con il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, fra poco entreremo in A4 e percorreremo la viabilità secondaria, andremo verso Meolo dove c'è questa chiusura che sta trasformando questa giornata in autostrada in un incubo. Grazie Emanuele Crosato, grazie anche a Gabriele Isoppon che è autotrasportatore, la sua azienda è qui a ridosso, siamo a poche centinaia di metri dal casello di Cessalto. Il tema è sempre quello, questa autostrada, soprattutto il tratto maledetto, il tratto a 2 corsie che per voi è di fatto un punto davvero nerissimo. Sì, voglio dire che oggi sembra anche una giornata abbastanza tranquilla in quanto è un sabato di agosto, quindi tutto sembra tranquillo. Aggiungiamo le giornate lavorative, quindi col traffico anche medio pesante dei mezzi come sono i miei mezzi che utilizzo la mia azienda, sommiamo questo, è un dramma. È un dramma, lo sarà sicuramente nel futuro quando inizieranno i lavori della terza corsia. Poi ci sono altre problematiche della viabilità locale che questo non è il momento di citare, però io dico dobbiamo pensare e mettere ordine a questa situazione insostenibile. È insostenibile per gli autotrasportatori, tra l'altro lei ha anche dei ruoli all'interno della Confartigianato di San Donà. Sì, io faccio parte del consiglio del Confartigianato di San Donà e quindi vivo il settore dell'edilizia, diciamo, più che sia. E voglio dire, l'edilizia sì, è il mio settore, ci spostiamo con i mezzi e quindi viviamo tutti i giorni queste difficoltà. Una viabilità intasata, una viabilità poco sicura? Sì, lo so che ci sono dei progetti che adesso vengono un po' rispolverati, tipo il collegamento da questo punto in cui ci troviamo, di Cessalto, casello autostradale, un collegamento verso il San Donatese e il litorale, che sarebbe molto importante sia per il tessuto produttivo, non solo della zona qui locale, quindi parlo di Cessalto, Motta Oderzo, ma di tutto un territorio del Trevisano, verso il San Donatese e che potrebbe essere d'aiuto in queste situazioni, come si è visto anche questa mattina dell'incidente in A4, che si creano con intasamenti autostradali. Se ci sono delle strade alternative di uscita verso altre zone, sicuramente servono anche opere secondarie sulla viabilità secondaria, che poi è quello che dice sempre anche il sindaco Crosato, con cui saliremo adesso in macchina. Quindi fra poco Lina ti richiederò la linea e andremo verso Meolo. A fra poco. Grazie Cristian, grazie ai tuoi ospiti e a Tommaso Migotto per la parte tecnica. Sì, attendiamo che ti ricolleghi. Intanto andiamo a vedere appunto quella che è la situazione secondo l'ANSA, perché il personale di Autostrade Alto Adriatico, d'intesa con la polizia stradale, ha chiuso oltre il tratto tra Meolo e San Donà, e questo lo sapevamo, obbligando l'uscita a Meolo. Ci sono 5 chilometri di coda, si sta cercando di far defluire il traffico sulla corsia d'emergenza.
partenza. Naturalmente con questo caldo potete immaginare tutti i disagi di chi deve raggiungere le località di villeggiatura e si trova in coda. 3 chilometri all'Isert, 2 chilometri alla barriera di Cordignano, con molti che, consigliati dai pannelli a messaggio variabile, hanno optato per il bypass naturalmente A27 e A28. L'autostrada Alto Adriatico ha attivato un furgone frigo per distribuire bottigliette d'acqua a chi si trova in fondo alla coda. Allora, dicevamo che c'è il tema delle arterie principali e poi naturalmente quello che succede sulla viabilità locale, anche tragedie della strada come quella accaduta a Guido Chinello, presidente dell'associazione Amici del Mondo, travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in carrozzina. A Ponte San Nicolò i funerali. Allora ci colleghiamo in diretta adesso, prima l'abbiamo visto in collegamento da Vigonza con il contributo relativo alla rapina del supermercato. Il nostro Francesco Ratai è in diretta invece per farci il punto su questa tragica notizia. Sì, Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo davanti alla chiesa di Roncaglia, nel comune di Ponte San Nicolò. Si è appena concluso il funerale di Guido Chinello che lo scorso 29 luglio è rimasto vittima di un incidente mentre attraversava le strisce pedonali proprio qua dietro, lungo via Marconi. Sono stati 4 giorni di agonia e poi purtroppo è spirato. Quello di oggi è stato il saluto di una comunità intera. Con me c'è la persona che rappresenta questa comunità, il sindaco De Boni, il sindaco di Ponte San Nicolò. È stato un momento in cui tutta la cittadinanza ha voluto ringraziare Guido Chinello per quello che ha fatto. La parola più usata, penso di non essere smentita, è stata esempio, perché Guido Chinello ha affrontato tutte le difficoltà che la vita gli ha messo davanti con il sorriso e come un ciclista che scala la montagna senza mai fermarsi. Era possiamo dirlo senza usare toni di banalità, era una persona buona. Era una persona buonissima, una persona che ha dato tanto a Ponte San Nicolò e non solo, e lo testimonia il fatto che oltre a me in rappresentanza della cittadinanza di Ponte ci fossero anche altri sindaci, altri amministratori, anche qualche consigliere regionale, proprio perché la storia di Guido ha toccato i cuori, e ha toccato i cuori quando 42 anni fa un incidente l'ha reso tetraplegico, e ha toccato i cuori in questi 42 anni in come lui ha affrontato la sua disabilità in maniera estremamente serena e anzi dandosi da fare per rendere inclusiva Ponte San Nicolò e non solo. Ha curato progetti per tanti ragazzi con disabilità, con tante persone con disabilità, e ha fatto diventare la disabilità una cosa normale qui a Ponte e non solo. Ecco, c'è una frase che è stata letta, che mi sono appuntato, che vorrei l'ha detta per uno dei membri dell'associazione Amici del Mondo a nome del figlio, ed è una frase riportata del nipote che dice: tu sei una stella e anche se non ci sei più, la tua stella brillerà in eterno, donando amore a tutti. Perché quello che ha fatto Guido Chinello era appunto donare amore, donare aiuto al prossimo. Se non ci sono domande, Lina, ti restituisco la linea. Francesco Ratai, grazie al sindaco naturalmente per questa testimonianza in questo sabato appunto in cui la comunità si è fermata e radunata, lo avete visto in quanti, per l'ultimo addio a questo rappresentante della solidarietà che è stato d'esempio per molti. Allora, in attesa di tornare sulle strade a vedere il punto della situazione, noi torniamo a parlare di violenza tra giovanissimi, perché dal commissariato di polizia di Jesolo arriva la notizia
dell'identificazione della denuncia dei presunti responsabili di una rapina ai danni di un ragazzo minorenne che sarebbe avvenuta tra il 5 e il 6 agosto nella notte. 3 i soggetti in azione, di cui una ragazza minorenne ai danni appunto di un ragazzo anche lui al di sotto dei 18 anni che si trovava sul lungomare Sofia Loren quando è stato avvicinato dai 3 che, minacciandolo con un coltello, gli avrebbero intimato di consegnare tutti gli oggetti di valore, pochi euro, una cintura di marca, pensate, indossata proprio da questo ragazzo. Poi sono scappati e hanno fatto perdere le loro tracce. Correttamente la vittima ha denunciato l'episodio alla polizia. I ragazzi, 2 dei quali minorenni, sono stati denunciati a piede libero per rapina. Il procedimento penale nei confronti dei giovani sospettati non risulta ancora concluso, naturalmente dobbiamo parlare al condizionale, ma il fatto è senza dubbio molto grave. Tra l'altro, tornando alle notizie di queste ore, sono stati identificati anche i baby bulli e non è da escludere a questo punto che si tratti dei medesimi soggetti, ma questo saranno le forze dell'ordine poi a cercare di appurarlo, che martedì sera hanno picchiato il papà di una loro vittima, minorenni che hanno già colpito tra Monastier e Fossalta. Quest'ultimo episodio, e anche in questo caso c'era un coltello, è avvenuto a Zenzon. Sentiamo. È peggiorata la situazione, lo hanno anche fatto cadere, hanno tirato fuori un coltellino, sto ragazzino, e penso, per non fare del male, per non accanirsi addosso a questo signore, gli hanno toccato praticamente le ruote della macchina. È spuntato anche un coltello durante l'aggressione che martedì sera ha sconvolto per il suo carico di violenza il centro di Zenzon di Piave, dove una banda di baby bulli è arrivata a colpire con calci e pugni il papà di una ragazzina intimidita pochi minuti prima. Scene mai viste, raccontano ancora terrorizzati alcuni residenti che proprio per questo scelgono di non apparire. Cosa preoccupante, perché qua, se è un paese tranquillo, se adesso cominciano ad arrivare anche queste bande di ragazzi, i genitori non hanno neanche più il coraggio di far uscire i bambini. Ma ritorniamo a martedì sera, quando verso le 22 alcune ragazzine del posto che stanno mangiando il gelato vengono raggiunte sui gradini della chiesa da 2 coetanee provenienti da fuori comune che chiedono loro dei soldi, il fare minaccioso, i toni arroganti. Una delle ragazze aggredite chiama il padre, un 60enne che abita poco distante e che in pochi minuti arriva in piazza e intercetta le giovani bulle, nel frattempo raggiunte da 2 amici all'altezza del monumento. È in questo preciso istante che la situazione trascende, con l'uomo che viene letteralmente accerchiato. Purtroppo il papà è rimasto coinvolto ha subito qualche pugno, qualche piccola lesione. Sì. Calci e pugni, chi è presente parla di una vera e propria furia, e poi c'è quel coltello passato di mano in mano, poi andato a squarciare le gomme dell'auto. Oltre il danno anche la beffa, se possiamo dire, purtroppo, nel senso che alla fine, prima di scappare, questi ragazzi gli hanno anche bucato 2 gomme della macchina con un coltello, con un punteruolo. La scena viene ripresa dalle telecamere, sequenza per sequenza. L'uomo che viene derubato dei soldi che aveva con sé si rivolge alle cure del pronto soccorso, mentre l'identificazione dei giovani da parte dei carabinieri è rapida. Si tratta di volti noti che nelle settimane scorse hanno colpito anche a Monastier e Fossalta, né più né meno di una baby gang alla ricerca di spiccioli anche per futili motivi. Sembrerebbe che prima di andare, alle giostre in queste sagre paesane, questi ragazzi, per accumulare qualche soldino, si comportino in questi modi. Bulli e bulle sono tutti giovanissimi, per lo più minorenni. Questo ovviamente non esclude il fatto che abbiamo alzato le antenne. Io ho chiesto ai carabinieri di aumentare i controlli sul territorio, anche serali. A breve, se tutto va bene, partiranno anche i controlli della nostra polizia locale su Zenzon di Piave, sempre alla sera. E anche grazie al circuito di videosorveglianza, che è abbastanza ampio sul territorio, speriamo che non succeda più questo tipo di cose.
Adesso apriamo una parentesi invece su quello che accade sulle nostre montagne, in particolare per le predazioni di animali nelle malghe. Lo denunciamo da tempo, andiamo sull'altopiano con Vanessa Banzato e Renzo Rigon perché lì la situazione è particolarmente problematica, le categorie interessate dicono la politica ci ha abbandonato. Poi torneremo tra l'altro proprio a Zenson di Piave perché sappiamo che c'è un lupo i cui continui avvistamenti proseguono anche in mezzo alle case o in piazza addirittura. Vanessa, buongiorno a te. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Noi in realtà ci troviamo in un posto splendido, siamo proprio in altopiano dei 7 comuni, un posto meraviglioso immerso nel verde, ma come hai anticipato tu, la presenza del lupo sta davvero rendendo sempre più critica la situazione, la permanenza, soprattutto per i malghesi, per chi in pochi mesi dell'anno sta cercando davvero di far vivere la montagna, oltre proprio a un tornaconto personale. Io mi trovo a Malga Mazze Inferiori e assieme a Marco Rigoni, che è appunto uno dei titolari di questa malga, una situazione difficile, una situazione pesante e voi vi appellate davvero alla politica, voi chiedete aiuto alla politica perché dite così non si può più andare avanti. Tra l'altro voi siete già stati colpiti dal lupo in più occasioni. Buongiorno a tutti, sì, quest'anno abbiamo avuto 2 predazioni di 2 manze che hanno circa 17-18 mesi, dunque anche c'è una manza molto grande che assomiglia quasi alla grandezza di una vacca, dunque siamo molto preoccupati perché chiuderle in staglia eccetera di notte diventa impossibile, perché allora le chiudiamo dentro tutte, portiamo giù fieno e è come averle in staglia praticamente. È di notte che in montagna la vacca mangia perché è più fresco, non ci sono le mosche e mangia di notte la vacca in montagna, voglio dire. È una cosa ingestibile cioè non sappiamo più come fare per risolvere questo problema perché non abbiamo le mani legate. Certo, quindi cosa chiedete alla politica? La politica locale speriamo che si unisca alla politica nazionale e che vadano in Europa per togliere il livello di protezione del lupo, perché ormai è inutile che ce lo dicano, ma non è più in via di estinzione. I numeri sono troppo alti di predazioni eccetera, non è più in via di estinzione il lupo, tra poco siamo in via di estinzione noi. Vi sentite impotenti? Esatto, siamo impotenti su tutti i fronti, non possiamo fare niente noi. Anche perché il pericolo maggiore è che appunto la montagna venga abbandonata e se si abbandonano le malghe cosa succede? Il territorio, i dissesti idrogeologici, manca com'è che si dice? La linfa vitale della montagna e mancheranno i prati tutti belli tenuti dalle vacche e mancherà comunque anche a livello di turismo le porte aperte delle malghe d'estate, i formaggi di qualità che si fanno con tutta la qualità che si cerca di fare, e mancherà tutto questo prima o poi, perché se ci stanchiamo e non è tanto lontana la storia, diventerà molto un problema per tutti. Siete spaventati voi per il lupo soprattutto? Più che altro di notte fai fatica a dormire perché pensi sempre che ti svegli la mattina e ne trovi una mangiata, paura. Diciamo che di notte camminare per la malga non avrei coraggio io di andarci perché ci sono e girano. Cosa che invece magari prima faceva? Sì, certo. Ma anche le vitelline piccole a livello 10, 12, 14 mesi le potevi liberare in malga a 4 mesi e portarle a casa vive, adesso è impossibile. Ecco, avete anche registrato un calo per quanto riguarda il turismo, le persone che vengono nel vostro territorio? Ma momentaneamente no, diciamo che vengono di giorno e non è che abbiamo un turismo notturno, per fortuna, però la gente inizia a dire che ha paura di andare in giro per i boschi a passeggiare con i bambini e con i cagnolini, perché ci sono e... non è mai successo che è stata mangiata una persona, però nessuno vuole essere il primo. Assolutamente. Esatto. Senta, se lei potesse lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni, cosa chiederebbe?
Chiederebbe un aiuto. Un aiuto, bisognerebbe che abbassino il livello di protezione del lupo e che a livello di esperti eccetera ci vuole un piano di abbattimento, di controllo, Ma effettivo, dice, non soltanto a parole. Esatto, non a parole, effettivo ci vuole proprio. Insomma, Lina, hai sentito una situazione molto molto critica, quella che stanno vivendo i malghesi, per quanto loro vogliano andare avanti, perché innamorati della montagna, vogliano andare avanti, portare avanti la loro attività in montagna. Quindi questo messaggio, questo appello che viene lanciato alle istituzioni locali, alle istituzioni nazionali, perché davvero si arrivi concretamente a risolvere questa situazione, questa questione. Dall'altopiano, da Malga Mazze Inferiori è tutto, ti ricedo la linea, Lina. Grazie Vanessa, grazie a Renzo Rigon, grazie all'ospite naturalmente. Allora parliamo di lupo perché effettivamente ci sono esemplari che si avvicinano sempre di più alle abitazioni, ai centri abitati, mettendo a rischio anche la vita di animali domestici. Andiamo appunto a sentire a Zenson, dove si moltiplicano le segnalazioni. Lupo del Piave, l'allarme nei comuni rivieraschi della Marca resta alto. Sui social le amministrazioni comunali avvisano i cittadini delle norme da seguire in caso di avvistamento. A Zenson di Piave il comune lancia l'avviso sui video wall del paese: attenzione, avvistamento lupo in area golenale, ricordando l'importanza di segnalare subito l'eventuale avvistamento alle autorità competenti, CRAS o polizia locale. Come tutti i miei colleghi sindaci, insomma, dei comuni limitrofi, ci siamo scambiati queste buone pratiche e le abbiamo diffuse sui canali social del comune, che sono semplicemente quelle di non avvicinarsi, perché potrebbe appunto per difendersi impaurito potrebbe magari attaccare. Purtroppo lo ha già fatto, mi sembra di aver capito che ha attaccato dei cani o delle galline, ma potrebbe anche attaccare anche gli uomini, i bambini che magari passeggiano tranquillamente per noi nell'area golenale del Piave. E quindi stare lontani e magari se si avvicina magari battere semplicemente le mani per allontanarlo e poi segnalare la presenza in modo tale che si possa recuperare e riportare nel suo habitat. Intanto l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha inviato alla Regione del Veneto il parere positivo per il recupero dell'animale. Ora si attende quello del Ministero, che definirà la procedura da adottare, ed in queste ore anche l'IPU, Legambiente e WWF hanno scritto un appello a Regione, Provincia e Carabinieri Forestali. Questi animali contribuiscono a mantenere l'ambiente in buono stato di conservazione, esercitando una selezione positiva di contenimento sulla popolazione delle loro prede, quali ungulati e roditori, affermano le associazioni, invitando anche i comuni a fare incontri formativi con la popolazione e controlli con personale addetto. Di certo, lungo il Piave l'argomento suscita grande dibattito tra la popolazione, concorde sulla necessità di salvaguardare l'animale ma riportarlo nel suo ambiente. Abbatterli mi dispiacerebbe, bisogna soltanto che ci sia da parte magari del comune una maggiore attenzione, magari qualcuno che sia esperto in materia e possa magari localizzarli e portarli via. Un lupo lungo il Piave può succedere, viene giù dalla montagna o da posti del genere, basta solo trovarlo se è possibile, prenderlo, mi pare la provincia che interviene in questi casi, prenderlo con calma, curarlo perché mi pare che sia un po' anche ammalato, questo lupo abbia dei problemi, riuscire a prenderlo senza far danni e riportarlo sul suo habitat. Abbatterlo sicuramente no, bisogna prenderlo, curarlo perché è una zampa ferita e riportarlo nel suo ambiente, tutto là. Torniamo a fare il punto sulle strade perché vi abbiamo dato conto dell'incidente in A4 tra Meolo e San Donà che sta creando davvero dei grossissimi disagi al traffico da bollino rosso di questo fine settimana, e altri due incidenti, in questo caso senza feriti, hanno rallentato l'esodo dei vacanzieri sul passante di Mestre in direzione Trieste. Anche in questo caso 10:30, 3 km per un tamponamento tra veicoli avvenuto nel territorio di Mogliano Veneto. Siamo nel Trevigiano tra Preganziol e lo svincolo dell'A27, coinvolti un camper e 2 auto. In precedenza il medesimo tratto, altro tamponamento con un mezzo pesante e un'auto. Alle 12 il traffico risulta intenso su tutta la rete, ci dicono da CAV, quindi prestare massima attenzione. Allora, per andare a tastare direttamente il terreno, torniamo dal nostro Christian Arboit che sta facendo un viaggio nei punti più caldi di queste giornate di traffico intenso. Christian.
Sì, Lina, siamo saliti in macchina con il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, prima tappa, quella dell'autogrill, siamo diretti verso Meolo. Come vedi la situazione è caotica, è quella di ogni sabato di esodo, traffico da bollino nero, insomma. Tommaso, non so se possiamo entrare un pochino per far vedere la situazione all'interno dell'autogrill, tante le persone chiaramente che si stanno rifocillando. Qui con me ci sono dei signori da Savona. Voi siete a Savona, buongiorno. Ecco, voi state rientrando invece, il vostro è un controesodo. Sì, un controesodo che comincia a essere un po' pesante, perché sia in ingresso da Bibbione verso Venezia abbiamo fatto 7-8 km di coda praticamente per arrivare al casello. Quindi diciamo questa è la prima sosta? Sì, assolutamente. Sì. Meritata. Siete partiti a che ora? Alle 10. Quindi di fatto 2 ore e mezza per 5 km in 2 ore. 35 km in 2 ore. Sì. E diciamo che questo è il tratto fortunato, perché la situazione peggiore ovviamente è verso Trieste. Sì, adesso vediamo andando in là come va a finire. Speriamo un po' meno, perché sennò quando arriviamo domani a casa. Le temperature di certo non aiutano, perché qua siamo sui 35 gradi come minimo. No, non aiutano per niente. Ecco, come la trovate la viabilità qui sia interna che... L'ultimo pezzo era abbastanza scorrevole, bisogna vedere più avanti come va a finire. A tornare indietro ce n'è 30 km di coda, andare verso di là, verso Bibbione. Esatto, infatti lo abbiamo visto anche poco fa, tra poco risaliremo in macchina con Emanuele Crosato, insomma sindaco, qua è una giornata molto calda da tutti i punti di vista. Sì, assolutamente, qui ci troviamo nell'autogrill Castorta Nord, sicuramente il sud sarà una situazione ancora terribile, tutte cercano un po' di rinfresco, un po' dopo magari una coda di chilometri, e quindi è importante anche testimoniare queste sofferenze, piccole sofferenze, però che per tante persone, magari soprattutto gli anziani, abbiamo visto anche bambini, comincia a diventare difficile la gestione. Ecco, piccole sofferenze, Tommaso, non so se puoi un attimo seguirmi, il sindaco può venire con me, piccole sofferenze anche quelle per il portafoglio, perché la benzina, come vedi in autostrada, supera abbondantemente i 2 euro. Siamo alle solite, sindaco, la benzina in autostrada che insomma improvvisamente a Ferragosto costa di più. Sì, assolutamente, questo lo descriviamo proprio ogni anno insieme, ormai è diventata una nostra tradizione, quindi il consiglio è quello di scendere a Cessalto, dove c'è sicuramente 2 posti per fare rifornimento a dei prezzi più umani. Anche questo è un rito, no? È un rito fastidioso, esatto, ma è un rito. Allora, adesso risaliamo in macchina, Lina, e proseguiamo verso Meolo. Magari riesco a mostrarti la fila, le lunghe code che ci sono dall'altra parte, magari saliamo su un cavalcavia come fatto poco fa. Allora, fra poco, Lina. Grazie a Cristian Arboita, il sindaco Emanuele Crosato, grazie al nostro Tommaso Migotto. Con la regia andiamo in pubblicità per qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, Focus TG in questo sabato caldissimo per il traffico. Allora, prima di tornare alle notizie, chiederei alla regia di andare all'home page del Gazzettino, perché abbiamo parlato fino adesso delle code sul litorale e sul passante di Mestre. Verso Trieste abbiamo sentito davvero un disastro, ma chi sta andando in montagna non è messo meglio. Lo vedete, Longarone, code verso la montagna, bloccati all'uscita dell'A27 già dalle 7 del mattino. Si procede a passo d'uomo verso Cortina, quindi davvero un sabato di passione purtroppo per gli automobilisti, per i villeggianti, per chi si è messo in marcia verso il mare o verso la montagna. Come ogni sabato l'ufficio studi della CGA degli artigiani di Mestre propone un focus, un'analisi su
un determinato tema e tutto sommato si parla di merci, si parla di consumi a rischio, ma si parla anche di traffico stradale, perché in Veneto mancano 1500 camionisti, figure che ormai non si trovano più nel mercato del lavoro. In 10 anni nella nostra regione, pensate, perse oltre 2000 ditte di autotrasporto e entro i prossimi 10 chi guida oggi un mezzo pesante andrà in pensione. È dunque a rischio la consegna delle merci in futuro. L'allarme dunque della CGIA di Mestre lanciato dal direttore dell'ufficio studi Paolo Zabeo. Mancano autisti e in forte diminuzione il numero delle aziende di autotrasporto e dentro i prossimi 10 anni la metà di chi oggi guida un mezzo pesante andrà in pensione. Se consideriamo che l'80% delle merci viaggia su gomma, c'è il rischio che fra qualche anno tanti semilavorati e prodotti finiti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche dove sono stati realizzati, perché non ci saranno tir sufficienti a trasportarli a destinazione. Mestiere, lo sappiamo, molto delicato, quello del camionista. Purtroppo c'è proprio un camionista di Cervignano di 58 anni, protagonista in negativo disgraziatamente dell'incidente costato la vita a Portogruaro lunedì scorso a Natalia Cristante. Non si era accorto a quanto pare dell'accaduto, se n'è andato, è stato individuato dai carabinieri. È durata 5 giorni la caccia al camionista che ha travolto e ucciso Natalia Cristante in sella alla sua bicicletta. I carabinieri sono riusciti a risalire al mezzo grazie agli elementi rivenuti sul luogo dell'incidente e alle telecamere della zona. L'autocisterna è stata identificata in un orario compatibile con quello dell'investimento e presentava tracce con ogni probabilità di sangue umano. Tracce che verranno esaminate anche dal RIS dei Carabinieri per verificare se il DNA è proprio quello dell'81enne friulana residente a Teglio Veneto. L'autista del mezzo pesante sarà presto iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso. Alle prime domande dei Carabinieri ha riferito che non si sarebbe accorto di nessun impatto mentre percorreva la provinciale 93 in via Udine, in località Portovecchio, direzione Portogruaro, una strada molto trafficata. Ad avvistare il corpo della donna riverso a terra a bordo strada ormai privo di vita, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità all'altezza dello svincolo per la ferrata, un automobilista in transito che ha subito chiamato i soccorsi. La notizia in poche ore è arrivata in paese a Teglio Veneto. Speriamo che questa persona paghi per quello che è successo, perché noi siamo vicini a tutta quanta la famiglia che è molto dolorata per quello che è successo, un fatto molto particolare, molto grave anche per una piccola comunità come la nostra, dove questi casi rimbombano molto perché fanno molto scalpore. Una persona che era molto ben voluta dal paese, molto conosciuta, e quindi chi ha fatto questo atto speriamo paghi per quello che ha fatto. La vittima, originaria di Cordovado, era molto conosciuta anche per un passato come volontaria in aiuto dei bisognosi e poi a Cordovado, dove vive tuttora la sorella. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pordenone, proseguono con l'autopsia disposta sulla vittima, affidata al medico legale Antonello Cirnelli. In queste ore si è svolto anche l'ultimo saluto alla giovanissima Arianna Cuccato a Conselve, morta a soli 16 anni in un tragico incidente stradale mentre rientrava dal mare lo scorso 29 luglio. In chiesa la madre e il padre del fidanzato, che era tra l'altro alla guida dell'auto, il funerale trasmesso in diretta streaming. Madre del Salvatore, Vergine prudente, degna di onore. Parla la vita, Don Claudio porta un messaggio di speranza perché è quello che Arianna aveva sempre cercato. Sono le parole che mamma Alessia e papà Andrea avevano suggerito al parroco del Duomo di Conselve per il giorno dell'ultimo saluto alla loro Arianna, strappata alla vita da un tragico incidente stradale a soli 16 anni. Domani ne avrebbe compiuto 17. In quell'auto con lei gli amici, alla guida il fidanzato, oggi straziato dal dolore. Quello che è successo quella notte lungo quella strada ha fatto calare in un istante un buio fitto.
Anche la nostra lingua si ribella a quello che è successo quella notte. Dove è andata Arianna? Che ne è di lei? Esordisce così Don Claudio, la voce rotta, perché anche per lui è difficile spiegare. Accanto ai genitori ci sono gli amici che erano in auto con la ragazza. In chiesa decine tra amici, parenti, conoscenti. Tanti indossano una maglietta rosa che porta il nome e il cognome di Arianna, come se fosse un autografo. La bara è bianca come la neve, sopra una nuvola di fiori. La sedicenne indossa un vestito che avrebbe dovuto indossare ad una festa. Ricorda il parroco il suo senso del dovere, la dedizione per lo studio, i suoi progetti, il Grest. Arianna voleva diventare un'educatrice di scuola primaria. Alessia, Andrea, non abbiate paura. Quando Arianna era piccola, l'avete potuta tenere tra le vostre braccia. Ora è Dio che la tiene in braccio e non c'è luogo più sicuro di quello. Al termine della funzione in tanti hanno voluto dire qualcosa. Un insegnante, il sindaco di Conselve, anche mamma e papà. Nelle loro parole un pensiero per il fidanzato Alberto. Proteggiti con te, senza tutto, prenditi per mano e fammi conoscere l'amore vero e spensierato. Le offerte raccolte durante la funzione saranno devolute alla missione di Padre Angelo in Kenya. La morte di un altro giovane, Alex Marangon, il cosiddetto giallo di Vidor, in corso i prelievi del cappello sui partecipanti al rito sciamanico per i successivi esami. Intanto una lettera anonima è arrivata all'avvocato della famiglia. Ci sono elementi interessanti, ma chi vuole aiutare deve farsi avanti, dice il legale. Elementi interessanti, quelli contenuti nella lettera anonima scritta a computer e arrivata direttamente nella cassetta postale dello studio dell'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Alex Marangon. La missiva è stata già depositata in procura per essere vagliata dagli inquirenti. L'appello è quello di farsi avanti se qualcuno ha delle notizie fondate da rivelare, e l'unico modo è quello di farsi avanti e non di mandare lettere anonime, perché non sono utilizzabili e non fanno altro che alimentare ansie e l'agonia di questa storia. Del resto, se quello che viene riferito corrisponde al vero, chi dovesse fare queste dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria non ha nulla da temere. Elementi che, se risultassero veri, potrebbero dare delle risposte ad una morte ancora avvolta nel mistero. Alex Marangon, 25 anni, è stato trovato senza vita nelle acque del Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Non solo, ma sono in corso anche i prelievi del capello sulle persone che hanno partecipato quella sera all'evento, richiesta che era stata avanzata proprio dai legali della famiglia della vittima e che la procura aveva disposto. Ed ancora dovrebbero essere iniziati anche i tossicologici su Alex, accertamenti che dovranno stabilire cosa il 25enne di partecipanti avessero assunto quella notte quando il giovane è scomparso. Rimane aperto il fascicolo per omicidio volontario, reato che potrebbe essere modificato qualora emergessero delle novità. Indagini da parte dei carabinieri che non si sono mai fermate, più volte sono stati sentiti i partecipanti all'evento e gli organizzatori della serata. I curanderi, partiti da Vidor la mattina seguente, prima di sapere cosa fosse accaduto al giovane, parlano solo attraverso il loro legale. A questo puzzle mancano ancora dei tasselli e se qualcuno davvero ha visto o saputo qualcosa non scriva lettere anonime, termina Stefano Tigani, perché non servono a nulla, ma se vuole aiutare le indagini si faccia avanti. Noi ci fermiamo per un altro rapido break, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, ultimi minuti di questo Focus TG in questo sabato caldissimo, lo abbiamo visto non solo per le temperature ma soprattutto per il traffico, tanta attenzione bisogna avere purtroppo in queste ore per chi si mette in movimento verso le località di mare e montagna. Allora,
Ricordiamo che sono in corso nella Marca Trevigiana e non solo le ricerche di una ragazza di appena 15 anni. È la seconda scomparsa segnalata in queste ore, perché oltre alla 21enne di Casale, la giovane Naissa Torresan, 15 anni appena, appunto residente nel capoluogo, da sabato non si trova, è alta circa 1,72 m, corporatura normale, la vedete, capelli castano chiaro con mesh bionde, lunghi fino alle spalle, occhi azzurri. Si è allontanata dalla propria abitazione nella mattinata del 4 agosto facendo perdere le proprie tracce. Dunque chiunque abbia notizie di questa giovane si rivolga al 112, così come chi ne abbia di Catiuscia Campanella, 21 anni, come detto residente a Casale sul Sile. E poi ci sono le ricerche che proseguono anche del 46enne James David Lowry di Sedrano di San Quirino, scomparso anche lui da quasi 3 giorni purtroppo ormai. L'unità di crisi installata all'interno della sede di protezione civile di Cordenons. Continuano le ricerche di James David Lowry, il 46enne statunitense, scomparso misteriosamente dalla propria abitazione nel pomeriggio di martedì 6 agosto, di cui si sono perse le tracce. È stata la sua compagna, di rientro da una vacanza in Sardegna, a dare l'allarme dopo che ha trovato la porta di casa aperta e tracce di sangue sul pavimento, senza aver risposta successivamente dalle telefonate effettuate a vuoto verso il cellulare di David. Il cone dell'uomo, ex dipendente civile della base USAF di Aviano, è stato ritrovato parcheggiato all'altezza della piscina comunale di Cordenons, con all'interno alcuni indumenti appartenenti a lui. Nel frattempo la prefettura di Pordenone, che coordina la macchina dei soccorsi, ha disposto la costituzione del campo base dell'unità di crisi presso la sede della protezione civile di Cordenons. Al lavoro i vigili del fuoco e volontari della protezione civile, giunti in supporto dagli altri territori comunali del Friuli occidentale. Battuta palmo a palmo tutta l'area dell'Interland pordenonese, in particolare i corsi d'acqua come il fiume Meduna nel tratto che da Cordenons porta verso la sua foce, il Noncello e il canale artificiale Amman. Al momento però non ci sono buone notizie sul ritrovamento di Lowry in vita sano e salvo. Le ricerche riprenderanno con lo spuntare dell'alba. Andiamo nel Bassanese per parlare di ambiente e sicurezza idraulica, perché nasce a Bassano il comitato contro la diga del Vanoi. 5 associazioni chiedono maggiore chiarezza sul contestato progetto. Le falde dei monti della valle dove dovrebbe sorgere la diga sono classificate al grado più alto di pericolosità. Quindi si potrebbe avere un altro Vajont. Gli stessi progettisti dicono che nel caso del crollo della diga, ammesso che la diga crolli, a cascata le acque arriverebbero fino a Piazzola sul Brenta. 5 associazioni del Bassanese dicono no alla diga sul Vanoi nelle zone a confine tra Trentino e Veneto. Un progetto che vede le prime bozze di idee ancora negli anni 20 del secolo scorso e che oggi è stato totalmente rinnovato. Se ne parla da decenni perché viene vista come una delle uniche soluzioni per contrastare la siccità che sta caratterizzando le ultime estati anche nella nostra regione. Ma restano i dubbi sulla reale fattibilità e sulla sicurezza di una diga simile. Facchinello ricorda che già tra Trentino e Bellunese ha preso il via una mobilitazione popolare contro la diga del Vanoi e la diffida, afferma del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al consorzio di bonifica Brenta a non dare seguito al progetto. Da Bassano si alza la voce di un nuovo comitato costituito da queste 5 associazioni, la Romano Carotti, Italia Nostra, Consulta per l'Ambiente, Acqua, Bene Comune e Aria, che chiede che la questione venga portata alla cittadinanza e si opti per un'alternativa. Perché abbiamo bisogno di una diga? Per poter irrigare a valle. Allora c'è tutto il discorso dell'uso dell'acqua che si fa a valle, il tipo di irrigazione che si fa a valle, il tipo di culture che si fa a valle. E quindi su questo che noi vorremmo che anche i bassanesi riflettessero. Non è che sempre la montagna deve pagare per la pianura, ma che la pianura dovrebbe fare una riflessione su quelle che sono forme alternative. Rimaniamo a Bassano, dove Giulia Moro, prima di essere consigliera comunale per la lista È il Momento, è ricercatrice nell'ambito dei PFAS. Un suo studio sulla loro interazione con le proteine del sangue ha avuto il riconoscimento della Società Chimica Americana. È un'esperta della materia e spiega in modo semplice cosa sono queste sostanze.
I PFAS sono una classe di composti chimici estremamente vasta. Quando parliamo di PFAS non dobbiamo immaginarci un solo composto, ma dobbiamo immaginarci una famiglia di oltre 3.000, qualcuno dice anche 5.000 diverse molecole. Questi composti sono accumulati da alcune caratteristiche. Sono tutti caratterizzati dalla presenza di fluoro. È per questo che le molecole di PFAS sono impermeabili e vengono usate ad esempio per le pentole e l'abbigliamento. Questa proprietà è allo stesso tempo un problema. Queste molecole nell'ambiente sono estremamente resistenti. Quando entrano in un corso d'acqua o in una falda rimangono lì e non si degradano. Molti altri inquinanti ambientali assumono diverse forme col passare del tempo, mentre i PFAS sono estremamente stabili. E l'altro problema è che assomigliano molto ai grassi, ai lipidi che sono nel nostro corpo. Quindi quando entrano in un organismo vivente mimano queste molecole che fanno normalmente parte di noi e riescono ad entrare in questo modo nei tessuti, negli organi, a stratificarsi e poi ad alterare le nostre funzioni. I danni maggiori comprovati da studi scientifici sono l'insorgenza di tumori e disfunzioni all'apparato riproduttivo. Le norme però non sono aggiornate. Il problema è che l'industria ha bisogno dei PFAS per continuare a produrre tutto quello che usiamo ogni giorno, ma allo stesso tempo la legislazione cerca di rincorrere con delle norme stringenti chi utilizza questi composti. Quindi un po' si è creato un circolo vizioso per cui l'industria crea dei composti leggermente diversi rispetto a quelli che sono già regolamentati. Per evitare questo continuo circolo vizioso tra industria, legislazione e tutela della popolazione, che appunto è assolutamente in pericolo in questo momento, bisognerebbe agire in maniera diversa e questo ci stanno pensando a livello europeo, anche la legislazione americana sta facendo dei grossi passi in avanti. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, il sabato lo sapete chiudiamo prima, allora io ringrazio in regia Mattia Pizzaia e Simone Merlo, ringrazio i colleghi per i tanti collegamenti, continueremo ad aggiornarvi nel corso dei nostri telegiornali serali, intanto a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.